Qui abbiamo cercato di mettere sul piatto della bilancia quelli che sono i pro e i contro degli impianti sia di Sanguinetto che di Legnago. Per Legnago abbiamo intorno ai 12 posti di lavoro, Sanguinetto 16, un indennizzo del comune che varia dai 50 ai 200.000 euro, di cui teniamo conto che comunque vanno a rimpinguare le casse del comune per una parte, perché una parte è già stato dichiarato quantomeno dalla stessa amministrazione di Sanguinetto che verrà utilizzato per il rifacimento delle strade, circa la metà. Perché diciamo il rifacimento delle strade? Perché a parte quello che può essere inquinamento, emissioni, una buona parte è traffico pesante, perché c'è sia da conferire la materia prima, quindi la paglia piuttosto che il cippato, sia trasferire quelli che sono i residui del bruciatore, quindi le ceneri, gli scarti. Dall'altro abbiamo i danni all'agricoltura, perché se potete immaginare, non tanto, non lo so, per Legnago, ma per Sanguinetto in particolare vuol dire tonnellate e tonnellate di paglia. Quindi vuol dire anche approdare o comunque andare verso una monocultura, vuol dire sfruttare i terreni, vuol dire non lasciare più niente nel terreno, e per chi di voi è agricoltore sa che sovescio e mantenimento dei materiali organici sul terreno non può altro che far bene al terreno, mentre se cominciamo ad eliminare tutto e a trattare solo con concimi chimici, di questo ne vale sia la qualità dei prodotti che abbiamo, sia la qualità del terreno stesso, la fertilità del terreno stesso. Non ci saranno neppure dei vantaggi economici per le famiglie, perché il fatto di produrre energia elettrica non porterà sconti sulle nostre bollette, quindi anche da un punto di vista, diciamo, del privato, del comune cittadino, vantaggi di questo tipo non ce ne sono. E infine, quello che abbiamo già detto, un potenziale trasformazione in inceneritore di rifiuti. Qui ci siamo permessi di fare un po' di calcoli relativamente a quelli che sono i guadagni delle aziende proponenti di Sanguinetto e poi successivamente di Legnago. Con i certificati verdi, che sono appunto queste sovvenzioni dello Stato, il guadagno sarà intorno ai 22 milioni di euro. Nel momento in cui questi certificati verdi non ci saranno più, non verranno più rilasciati, che vuol dire entro un massimo di 15 anni, il guadagno per la pura e sola vendita di energia elettrica saranno 6 milioni di euro all'anno. L'ultima quotazione, una delle ultime, diciamo, della paglia, il costo della paglia, teniamo conto che la paglia è quotata in borsa, oltre a tutti gli utilizzi che ha, ma essendo un bene prezioso è anche quotato in borsa. Quindi le 100 tonnellate di paglia che servirebbero per Sanguinetto avrebbero un costo di 7 milioni di euro. Quindi se fate il conto, i 7 milioni di euro è solo la materia prima, poi dovete tener conto anche della manutenzione dell'impianto piuttosto che del salario delle persone che ci lavoreranno. Quindi solo il puro costo della paglia porta questo impianto in perdita nel momento in cui i certificati verdi non verranno più rilasciati. Quindi entro i 15 anni dall'entrata in funzione l'impianto sarà in perdita, e la conseguenza di questo è un'antieconomicità dell'impianto. Si potrebbe anche aumentare, perché un signore nell'ultimo incontro che abbiamo avuto giovedì scorso diceva che appunto non è più 70 ma è 20 più, è al momento la quotazione. Poi qui abbiamo cercato di fare un conto analogo per Legnago. Per Legnago solo di certificati verdi saranno 11 milioni di euro, senza i certificati verdi 3 milioni di euro. Poi abbiamo verificato quella che è stata l'ultima quotazione del sorgo e della lolla di riso. Se andasse puramente a sorgo sarebbero 9 milioni di euro, se andasse a lolla 2 milioni e 8. Quindi potete ben capire che sia che vada con il materiale, diciamo, più povero, sia che con quello più nobile, anche se non possiamo parlare di nobiltà, comunque anche in questo caso l'impianto è destinato ad andare in perdita. Anche qui appunto un'antieconomicità. Per quanto riguarda la biomassa, che è un altro tema che un po' stiamo dibattendo e che avete visto i punti di domanda che abbiamo messo prima, per quanto riguarda Sanguinetto, nella relazione tecnica è stato dichiarato un fabbisogno annuo di 60 tonnellate all'anno di biomassa tra paglia e stocchi di mais, 60.000. La realtà, un po' facendo i calcoli con quello che è il rendimento, la dispersione dell'impianto, le perdite dal camino e tutto quanto, si aggira intorno ai 95-100.000 tonnellate all'anno. Quindi servirebbero circa 28.000 ettari di terreno che, con il gergo locale che siete abituati a sentire qui,
è 85.000 campi. Avepo gestisce 23.000 ettari tra Veneto e Lombardia, quindi diciamo che siamo al di fuori di quella che viene considerata la filiera corta. Questo vuol dire che sicuramente 23.000 ettari non sono di solo mais, in quanto Avepo è una società che produce pomodori, fagiolini, ortofrutticola, quindi vuol dire conversione di alcuni dei loro terreni, ma questo vuol dire anche che ci sono degli ettari fuori dalla filiera corta, quindi 28.000 ettari Avepo al momento non li ha. Oppure, se fosse venuta questa sera che è stata invitata, ci potrebbe spiegare meglio dove sono questi ettari, non di sicuro attorno al nostro paese. Quindi la domanda dove si troverà la biomassa da bruciare era per Quartaroli e gli altri e Avepo. L'impatto sull'agricoltura, come abbiamo detto prima, viene incentivata la monocultura, perché vedendo le quantità che avete visto prima di sicuro si va verso questo, ma questo, come abbiamo detto, porta a un impoverimento dei terreni, porta a una proliferazione di malattie fungine e parassiti, aumenta la concimazione chimica, appunto come vi dicevo prima, se togliamo il materiale organico dobbiamo usare qualcos'altro. Invece bisognerebbe puntare per risollevare l'agricoltura, visto che uno dei motivi per cui viene portata questa centrale, quantomeno a Sanguinetto, è favorire lo sviluppo e la ripresa dell'agricoltura. Sarebbe invece auspicabile andare verso un'agricoltura conservativa e una minima lavorazione dei terreni. Questo vorrebbe dire riduzione dei costi di lavorazione, vorrebbe dire mantenimento e aumento della sostanza organica, trattenimento dell'acqua, che in periodi di siccità va sempre bene, e quant'altro. Poi, per darvi un po' un'idea visiva di cosa vuol dire tonnellate di biomassa, perché a volte magari con l'unità di misura sì, sembra tanto tonnellate, però abbiamo cercato di darvi un'idea un po' figurativa. La montagna di paglia che serve per far andare la centrale di Sanguinetto, appunto diciamo attorno ai 95-100.000 tonnellate, ed è più alta del punto più alto del Duomo di Milano. Le ceneri che vengono prodotte arrivano già al tetto del Duomo di Milano, e questo facendo appunto considerazioni e partendo dai dati che si possono trovare nella relazione tecnica fornita dalle ditte. Ma la paglia in ingresso e le ceneri in uscita non sono né l'unico input né l'unico output di questo inceneritore. Diciamo che in input avremo sicuramente la nostra paglia, avremo dell'aria di combustione, avremo dell'acqua per il raffreddamento. In uscita che cosa abbiamo? Abbiamo, è vero, sì, un po' di energia elettrica, ma gran poca. Abbiamo tanti fumi, abbiamo acque di scarico, abbiamo queste ceneri, queste scorie, e abbiamo discarica poi per rifiuti tossico-nocivi. Cosa emette un inceneritore? Un po' l'abbiamo detto. Quello che ci ha fatto riflettere anche con il professor Tamino è che non è che se brucio un chilo di paglia mi esce solo un chilo di fumi, me ne escono molti di più, perché nel corso della combustione, quello che è ciò che diamo in input alla combustione, si lega con l'ossigeno, l'ossigeno si lega con l'azoto, quindi alla fine il peso che è in ingresso, alla fine in uscita è il doppio o più, 3-4 volte, diceva il professore. Quindi anche questo ci deve fare riflettere. Un'altra delle tesi che vengono portate avanti in queste relazioni tecniche delle ditte proponenti è che alla fine il bilancio negli inceneritori, il bilancio di CO2 negli inceneritori di massa è in parità, nel senso che io vado a porre in parità quella che è la CO2 che viene emessa dagli inceneritori con la CO2 delle piante che vado a tagliare. In realtà, anche per produrre le stesse piante, con l'agricoltura moderna e quindi con quello che è diciamo, la CO2 che emetto nel momento in cui costruisco, diciamo, coltivo i campi, quindi tutti i miei trattori, il trasporto della materia prima che la vado a recuperare dall'altra parte del mondo, quindi diciamo tutta la CO2 che creo per produrre la biomassa, anche se l'inceneritore va in pareggio con la biomassa, in realtà non tiene conto di tutta la CO2 per creare la biomassa. Quindi di fatto bruciare biomassa è come bruciare un combustibile fossile, perché non metto in pareggio niente e alla fine quello che vado a fare è alimentare il famoso effetto serra.